L'agricoltura è uno dei mestieri più antichi del mondo e perno centrale delle economie. A Istrana da ben 45 anni si onora questo antico lavoro con una grande festa, dove si getta un seme da coltivare per vederlo anno dopo anno germogliare. Ed eccomi con Michele Florian, presidente della 45esima Festa dell'Agricoltura di Istrana, un grande successo. Diamo qualche numero, diciamo ai nostri telespettatori quanto tempo è durata e tutti gli eventi collaterali, anche dal punto di vista di un allevatore. Veramente quest'anno è stato un successone sulla Festa dell'Agricoltura e siamo partiti dall'8 settembre e andiamo a finire al 29, che sarà l'ultima puntata, e con argomenti molto interessanti. Abbiamo iniziato con il discorso della gestione dell'irrigazione dell'acqua e soprattutto della transizione energetica, che veramente l'allevatore e gli allevamenti hanno delle grosse difficoltà in questo periodo. Quanto è importante l'agricoltura in questo territorio? L'agricoltura è veramente un punto di partenza e riferimento per questo territorio, perché sappiamo tutti, si parte dalla base e noi vediamo che per tenere a posto il territorio, tenerlo su, ci servono gli agricoltori e gli allevatori. E parlando di eventi collaterali, è stata fatta una serata veramente importante dove sono stati presentati i formaggi di fattoria. Infatti c'è stata la serata con il concorso formaggi di fattoria. Questa sera si premiano i formaggi di quel concorso. E questa sera, che siamo alla cena di gala, verranno premiate le fattorie del concorso, diciamo, che hanno vinto il concorso. Ed eccoci con Maria Grazia Gasparini, sindaco di Istrana. Buonasera Maria Grazia. Buonasera Ida. Buonasera. Eccoci alla serata finale che chiude questa 45esima Festa dell'Agricoltura con una serie di premiazioni, ma vogliamo raccontare al nostro pubblico a casa le 3 settimane di grandi eventi che ci sono stati qui a Istrana. Davvero tanti appuntamenti per questa 45esima edizione, perché ci ha dato praticamente un panorama a 360 gradi sul mondo agricolo, perché abbiamo avuto momenti di incontro e confronto sui temi che sono, diciamo, quelli relativi all'ambiente, al territorio, alla transizione energetica. Poi però appunto temi importanti come la degustazione e la vetrina delle nostre eccellenze, i nostri prodotti tipici che sappiamo sono un fiore all'occhiello del nostro territorio. E poi anche nel giorno proprio della fiera una mostra zootecnica, una rassegna a cavalli, prove di aratura. Ecco, quindi siamo tornati davvero ad avere il programma completo di questa bellissima fiera. È un grande gioco di squadra anche dei nostri produttori, perché diventa davvero una vetrina dei loro prodotti, tra i quali la parte principale la fanno i formaggi di fattoria, e quindi questa sera avremo appunto anche le premiazioni dei nostri produttori. Francesca Laner, consigliere provinciale, buonasera e benvenuta a questa serata di gala. Buonasera a lei, è bello essere qui e dispiace che dal televisore non si possa sentire il profumo di questi prodotti che sono veramente invitanti. E proprio di questo volevamo parlare, della 45esima Fiera dell'Agricoltura e dell'importanza dei prodotti che vengono proposti al vasto pubblico. Importanza fondamentale, direi, perché senza i nostri produttori locali non avremo il prodotto finito che siamo abituati a trovare al supermercato, e dobbiamo pensare che dietro al prodotto trovato c'è tanto lavoro, ci sono i nostri produttori giovani che abbiamo visto, molti giovani, e questo è ulteriormente motivo di soddisfazione e orgoglio.
Ed eccoci finalmente alle premiazioni del concorso formaggio di fattoria, ma vogliamo prima capire come e quando è nato questo concorso, Luciano. Allora, il concorso nasce 12 anni fa per una scommessa fra aziende del territorio che hanno voluto mettersi in gioco. Siamo partiti, è vero, qui nel Trevigiano, ma poi ci siamo allargati bene. Al concorso hanno preso parte tutti gli allevatori delle altre province. Sì, infatti dopo questo inizio che siamo rimasti molto contenti e abbiamo visto che la cosa prendeva molto piede e erano entusiasti tutti, abbiamo allargato alle province di Vicenza, Verona, Rovigo. Signor Giancarlo, buonasera. Buonasera. Ed eccoci alle premiazioni di questo concorso in cui sono state coinvolte ben 33 aziende del territorio. Certamente, e la particolarità è che sono aziende agricole che trasformano il loro latte in formaggi. Questa è la caratteristica del concorso di Strana. Se 10 anni fa avevamo la difficoltà di individuare 3-4 formaggi di eccellenza, oggi la giuria è in difficoltà di individuare l'eccellenza perché il livello di qualità si è molto elevato. Grazie alla formazione, grazie a questo anche confronto tra i produttori, grazie anche a un progetto che è Fattoria dei Sapori Veneti che collabora a questa manifestazione. Giancarlo, quali sono i premi più ambiti e perché? Allora, la giuria riconoscerà dei premi sicuramente molto ambiti che sono il miglior formaggio di fattoria, che quest'anno sarà assegnato a un'azienda che avrà un punteggio di 97 punti su 100, quindi una rarità. Dopodiché avremo il miglior casaro PPL che sarà riconosciuto a un'azienda che ha avuto oltre 400 punti su 500 e poi avremo anche il miglior casaro di fattoria dell'anno 2022 che supererà i 500 punti su 600. Questa sera si dà il benvenuto al comandante del 51esimo Stormo Aeroporto Militare di Strana, il colonnello pilota Emanuele Chiadroni. Buonasera comandante. Buonasera a voi, ben trovati. Un ritorno dopo 12 anni di permanenza qui a Istrana. Com'è il rapporto con il territorio? Com'è il suo rapporto con Istrana? Grazie, innanzitutto com'è il ritorno? Io ho già passato 12 anni della mia vita qui nella Marca Trevigiana, in particolare di Strana, e mi sono innamorato, sono andato via con la tristezza nel cuore di lasciare tutto questo che è comunque eccellenza e che è voglia di stare insieme, voglia di collaborare. Il 51 è immerso nella realtà trevigiana e anche questa sera ho voluto essere qui perché ritengo che insieme le istituzioni militari e la comunità possono veramente fare del bene e soprattutto collaborare insieme per avere l'eccellenza italiana nel mondo. Noi tutti abbiamo bisogno di capire e di sapere da dove arriva, da dove viene un alimento. Per questo, sindaco, anche questa cena di gala, oltre che per una degna chiusura di questa manifestazione. Infatti è proprio il fatto di venire accompagnati, no? Con la spiegazione anche delle pietanze e l'abbinamento anche con i vini che esalta tantissimo, dico, anche il gusto di quello che stiamo assaggiando. Si capisce anche per esempio in questa sera che ci sono gli utilizzi di alcuni piatti della cucina popolare ma che sono stati anche rivisitati con grano saraceno, ceci, ecco, anche cose che magari possono sembrare poveri come ingredienti ma che davvero fanno parte anche del cibo sano di una volta. In questa serata, sindaco, è stata data la possibilità ai ragazzi della scuola alberghiera Mafiole di Castelfranco Veneto di poter esprimere al meglio i loro talenti. Per loro è un momento importante, sono anche emozionati perché possono mettere in pratica, ecco, quello che stanno imparando a scuola, che è la loro passione. Quindi ci hanno sia fatto l'accoglienza, quindi ci hanno accompagnato ai tavoli, stanno servendo il vino e le pietanze.
Si dice che la scoperta di un nuovo piatto sia più preziosa della scoperta di una nuova stella. Mai cosa è stata tanto vera per questa cena di gala. Concordo e la ringrazio per questa opportunità. In realtà le vere stelle brillano nella misura in cui producono opere d'arte. Le vere opere d'arte camminano sui piedi delle persone, camminano grazie ai nostri ragazzi che producono qualcosa di buono perché credono nel bene e perché servire gli altri è un privilegio che supera le più belle parole. Questo facciamo al Maffioli di Castelfranco. Abbiamo visto il presente, cosa sarà il futuro? Certo che sì, e i nostri ragazzi lo dimostrano nella semplicità di un sorriso, di uno sguardo senza tempo, dove il loro presente possa essere trampolino per tutti noi, rendendo migliore quello che già un valore ha di per sé. Lasciamo i strani in festa e le sue tradizioni, dove si impara nella semina e si insegna nel raccolto. Grazie gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata e naturalmente alla prossima puntata.